Ed eccoci qui amici in un nuovo video insieme a me. Oggi andiamo a mangiare la pizza più buona del mondo con compare mia. Vi porto con me, vi faccio mangiare la pizza e poi ovviamente ci viene a mio marito perché mio marito non sa prendere stufati. Si aiuta un attimo a fare un po' di cose fuori un cimitero che fu parcheggiatore. Ha detto ma guadagna 2 euro, 3 euro fuori un cimitero e tu non muovi a casa, no va a morire. Quindi niente, se magari all'improvviso che lui compare mia mi ha contattato in coppa allo zap. Ma contatta dai, senti Carolina, stasera volessi a mangiare qualcosa con te, aspetta mangiare. Volessi a mangiare qualcosa con te a due masanielle, ci tu che un masanielle, mi zamoli fuori un masanielle sua. Mi dice no, ti porto a mangiare la pizza più buona del mondo, ci sta su cazzo, le venuto un masanielle stasera, stavano poco belli, capito, mi faccio sì cose. E quindi questa sera mi vedo appuntamento là, mi aspetto là fuori a detta, e è stata bella, ci trovo come queste belle provocando solo per te. Infatti stasera solo per questa volta ma ci mi sa la staglia. Pronto? Mi sento? Comunque secondo me faccio poco più tardi perché sto con mezzo spazio in traffico e Giuliano sto con mezzo spazio in traffico. Musaci mi ha messo tutta così incazzata che già fa. Lo so ma già incazzare, io sono comunque una donna, pure mi arrabbio, ho le mie cose. Su spazio in traffico! Non mi fa incazzare, ti fa solo la dolce, lo so, tu mi vuoi sentire dolce a me. Sto bene, sto bene. Comunque non è cambiato niente, sto sempre ancora in mezzo al traffico, mi è cambiata la zona di Giuliano, ma questa è una zona che fa schifosa essa. Questa è la zona dove sta versa Melito l'uscita e l'inverno. L'inverno sulla terra, guardate. Upim amore mi ha fatto più male. Caro ponte io mi faccio male. Assa fa che il bello padre eterno. Finalmente mi ha impurciacato l'autostrada, amici, ma mi guardano. Verso Caserta. A me a Dumasaniel o compare mi già mi ha chiamato e però stai facendo tardi così mi fai passare la voglia senta buste munezza ti fa desiderare per piacere e niente mo sto con l'autostrada sto correndo come una matta veramente sto correndo come una troia infuriosita e sto correndo da lui in pratica aspettami là che non ti muovere intrattieniti in qualche maniera perché io purtroppo sto in un paese in merda che sta sempre traffico e non si posso fare niente. Ui amici, faccio buttato pure a Caserta, faccio buttato, avete capito? Guardate, mi tenevano una micra amica in Caserta, però, purella, vattene sempre, facevo sempre su sangue da tutte parti, e chi era pazziano, sfruttavo, che a capo in due cancelli, perché noi pazziamo in un cortile, stiamo tutti e due, a volte pazziamo a pallone, a volte con le Barbie, a volte che facevo, quando che lui fa scemo con me, per non fare tra esse, pigliavi i bambini, so, ci spazzava il cosso. E c'avevi i bambini senza cosce, perché che lui le fa sempre con me si spazzava il cosso dei bambini. A qualcuno ci faceva un caro, si tagliavi tutti i capelli, si faceva i bambini come loro. E perché quello è così. Mo posso sembrare pure cattivo, però a me perché che le manda a sfruttare, non ci capi. Tu mi sfrutti e vedi i bambini, si tagli i piedi, ci levi il cosso e ti non i bambini senza cosce. Amici, sono arrivato con il mio amante, io non volevo fare paura che sono roba. Maronna mia. Immagino innamorato perché la foto un po' a Facebook la tenevo, bellissima, mamma mia. Che l'uomo ne da fare, guarda, compare me. Guarda, sta sempre a fare gli affari, sta chi nei pezzi, sta. Hai guadagnato anche. Sta chi nei denaro, sta. Quello che non dovevi guadagnare. Facciamo piazza. Guarda come parla bello italiano, guarda. Gli vai a fare pure tu buttare. Ma ramo, che frittatine mi hai fatto arrivare stasera, guardate quelle palle che tiene. Incredibile, sono grosse le sue attaccate. Senti con me che questo è naturale. Che sei naturale, che sei frizzante. Che sei frizzante, ma è simpatico. Mi ricordo, ti ricordo quando ci conosciamo manco a Facebook? Che bella foto profilo tenete. Mamma mia, poi ti bloccare, all'inizio ti bloccare, mi fa mandarine poco, poi ti sbloccare. Mamma mia, amo, ma ti hai mangiato tutte cose. Che ha combinato, maronna, come ti saziata, amo. Quando viene a fare il conto, amo. Abbo, tu stai chi nei pezzi, ti tieni i soldi, abbo, che è l'importante. Amo, ma questa è una corona per me. Sì, chissà, corona per Queen. Per le Queen, sono una Queen, so. Tu mi hai sempre chiamato Bucchino. Amici, noi siamo asciutti ad andare a pizzeria, provate a attaccare Bucchini di folla che ci stavamo fatta a timbatti e abbiamo fatta. Abbiamo fatta a timbatti, ma noi abbiamo fatta prima perché a te ti conoscono. A me mi sanno. Ah, ti sanno perché? C'ho volino altro prima. Meno male, non si mio. Un compare mio mi ha portato un latte Caserta. Ma moglie non mica stava che stai qua. No. Mi raccomando, non facciamo scamare niente a nessuno. Ma quanto tempo ci avremo, eh? Tanto tempo è passato, mo? Perché quando stanno i mariti per me, che lei? Allora, del capo a finire con i perri in da... Andiamo, mo proteggere a sti fatti, non mo io sto attaccato. Che stasera mangio mi si tacca. Mo io vendo il re, mo io vendo!
Sì, andiamo a Roma tutto, allora, Careggia di Caserta, Cattedrale San Michele, Mamma Michele Arcangelo. Vorrebbe vedere San Leucio, Casino. Ah, casino vecchio però, sono i vecchi che fanno casino. I vecchi che fanno tanto un buttezzo, capito? Quindi la parrocchia, la parrocchia. Ci mettiamo la metà, come si fa? Ma amo, quanto è per qua? Ma pare prima che ci fa l'estetista, mamma mia, incredibile. Ma che guarda da fuoco, giorno mi faccio come capire? Stai sti zingarelli, stai per caso, amo sti zingarelli. Ma ne sta proprio. Per piacere, un po' pigliata con frei. Vabbè. Siamo, ne guarda però, cammi. Su a da. Amo, non pizzicare che collegate alle... No. E la gente mi dispone No, ma che le pizzette insomma piace è malestra proprio. È proprio malestra, insomma piace. Amo mi casserina roba, amo. Amo, a Roma è portato in una terra, amo. Questo è il primo nostro incontro, l'abbiamo fatto nella Sì, amo, però stiamo pazziando non le fammi a spezzerino, nel senso io tengo che cosa mi state, non posso fare niente. Guarda che di frasco mi manate, come fa stasera? Ah, però no, mi sento una femmina desiderata. Stanno qua. Ma fate pochi pipì, allo spazio in me tutto, tanto... io mi aspettavo un posto più incantevole. Mamma mia, sta ancora qua che ti muoio, no? Sì, andiamo, stai pensando, la vita ci abbiamo mangiata. Ma sulle stiamo mangiando un pezzo di torta. certo, ero posto la pizza dolce. Tipo, Bakery and Love. Che è un Bakery and Love? Bakery and Love è uno che fitta. E Love non è pesante la sera, Love. Love è pesante la sera, però mi scade che la panna è buona. La panna è buona, allora facciamo Bakery E Love. e Love. Allora facciamo così, tu che ti pigli? O sneakers, o sneakers. Pannistelle, ma vorremmo. Sì, a me mi fa vedere un quinto è buono tu. O quindi è buona mia, no? Com'è quinto è buono tu? Ancora un È white o cioccolata? Non posso riuscire, riservato. Quando è dopo, caso manda che la terra di primo. Va buono. Amici, la serata mia termina qua, ovviamente faccio vedere che abbiamo fatto e che abbiamo cagato su YouTube perché ovviamente è privacy, amici, perché comunque stiamo a fare cose nostre. Ma faccio di lungo che basti fatto, comunque niente, l'ultimo a tutto, ma salutate, ci vediamo bella, cioè mangiamo tutto bello, a 100 cazzo, quindi vuol dire che la cosa è positiva. Comunque torno di ritorno verso Giuliano, questa è diciamo verso il mio paese. Una bella serata, ma tutto a mangiare dolce, c'è la verità, non voglio una sistemativa, perché tengo mio marito a casa che non serve proprio, non è buono proprio. Amici, come vedete Giuliano, sono arrivato diciamo nel mio paese, io penso che mo vi saluto, vi mando un bacione, tutto il bacione in faccia a voi, ci vediamo sicuramente un altro appuntamento, ma non so quando mi con un bar, però ma già avrei un po' la disponibilità, mio marito già da sta perché se no capito succede un po' con rumaccia. O penso che vado a casa, mi metto un bello pigiama potente vuol. Se no mi pongo a TikTok a fare una live che i compagni miei fanno un po' a zingare palla in capo e niente proprio a cuccare. Intanto a voi vi saluto amici miei, io sono quasi arrivati a casa, ci farà presto prima che torna mio marito e ci becchiamo magari la prossima volta, va bene? Ciao amici miei, voi un culo a chi scrive, buonanotte.